Euroregione.news. Anche quando i pittori non ci saranno più e ne sarà rimasto solo lo spirito, ciò che resterà saranno le loro opere, per sempre, quelle che un giorno, da sole, si porranno in viaggio per attraversare nuovamente tutti i confini e chi vorrà potrà volare con loro. Lo si legge nella quarta di copertina del prezioso catalogo che accompagna la imperdibile mostra Confini, da Gauguin a Hopper, canto con variazioni, in corso a Villa Manin di Passariano fino al 12 aprile 2026, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ERPAC nell'ambito del programma Go 2025 France. Una mostra dichiarata di rilevante interesse culturale e scientifico dal Ministero della Cultura, con la conseguente contemporanea visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e del Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, accompagnati dal Vicepresidente della Giunta regionale Mario Anzil. Le sensazioni sono di una bellezza che racchiude un arco temporale vastissimo e una capacità di far dialogare il contemporaneo, il moderno e l'arte dell'Ottocento attraverso il tema dei confini in un modo molto originale. E c'è una tale qualità espressiva e delle gemme autentiche di pittura che non è facile andare a vedere nei musei di provenienza. Quindi c'è una selezione accuratissima, oltre che un allestimento tematicamente eccezionale, che devono essere valorizzati ed è bene, come già sta avvenendo, che il pubblico venga e ne goda e ne gioisca. 130 capolavori assoluti di grandi artisti dell'Ottocento e del Novecento, anche ad inaugurare la rinnovata esedra di Levante della Villa Dogale, la cui soglia è stata attraversata già da circa 20.000 visitatori, molti provenienti da Slovenia, Austria e Croazia, con un eccezionale successo sia del catalogo, lo hanno voluto 1 su 7 visitatori, che dell'audioguida ascoltata da un visitatore su 3, anch'essi curati come la mostra dallo storico dell'arte Mauro Goldin, da molti anni studioso della pittura europea e americana del XIX e XX secolo, curatore di libri, cataloghi, spettacoli teatrali e mostre di grande successo. I visitatori dopo le prime 5 settimane sono oltre 20.000 e il tema piace molto. La gente, soprattutto la domenica, è proprio in coda, anche un'ora e mezza di coda. È molto contenta di questa mostra. Siamo già in seconda edizione con il catalogo, sia quello grande sia quello piccolo. Le audioguide sono uno strumento fondamentale che ho realizzato personalmente. Il tema del confine è stato così sviscerato in molti modi. Il confine interiore del proprio volto. Poi una parte importante dell'esposizione è quella dedicata alla pittura americana tra l'Ottocento e il Novecento. È una cultura che si va a ricercare il confine molto lontano, erano terre vergini e quindi i pittori andavano a dipingere questo confine che si cercavano. Poi il confine diventa il confine esotico, che è quello soprattutto di Gauguin, quindi Tahiti, quelle immagini lì celeberrime. Ma è anche il confine di Monet, Van Gogh, Cézanne, che vanno a ricercarsi il loro confine un po' più breve rispetto a Tahiti, dove? In Provenza, il Mediterraneo, quindi lontani da Parigi, lontani dai fumi, dai miasmi della città. E poi tutto il piano terra dove ci troviamo in questo momento è dedicato ai confini naturali, ai confini geografici, i 3 grandi temi che sono quelli della montagna, del mare e del cielo. Una mostra, Goldin, che insomma ha avuto un senso ancora di più perché uno dei fil rouge è proprio quello del confine geografico e culturale. Beh, assolutamente, l'idea del confine credo che nel Friuli Venezia Giulia, come si dice, caschi a fagiolo. E al di là di questa battuta è ovvio che lavorare con una mostra di questo genere in una terra di confine, che significa arrivarci, superarlo, tornare indietro, insomma sono punti di passaggio e tutta questa mostra è veramente generata attraverso i punti di passaggio. Questa mostra e i suoi risultati dimostrano che il confine non è un limite, ma una straordinaria opportunità di dialogo e crescita. Il commento del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per il vicepresidente Mario Anzil, un'iniziativa che dimostra una volta di più che la cultura è un motore straordinario per il territorio. Per la direttrice dell'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, Lidia Alessia Verni, la capacità della regione di proporre un evento di respiro internazionale di altissimo livello culturale. Da una parola,
Una sola parola, confini, appunto, il partire per un viaggio noto e ignoto tra cieli e giardini e talvolta ancor di più in quel luogo segreto, si direbbe l'anima, se non fosse quasi ardito nominarla, che segna la trasformazione del mortale nell'immortale. E il senso di questa mostra, divisa per aree tematiche, ci racconta Goldin, poiché si tratta insieme del confine dell'universo e del proprio confine interiore, da vivere come un'unica sostanza attraverso le opere esposte, da Gauguin a Hopper, da Francis Bacon a Eugène Boudin, da Paul Cézanne a John Constable, da Edouard Manet, Claude Monet a Henri Matisse, da Edvard Munch, Modigliani e Pierre-Auguste Renoir a Vincent van Gogh e molti altri giganti dell'arte.